Momenti di apprensione nei cieli sopra Venezia per il volo Air France 566 partito da Parigi e diretto a Beirut, costretto a modificare la rotta e rientrare allo scalo Marco Polo di Tessera a causa della presenza di fumo in cabina. Dopo il via libera dalla torre di controllo veneziana, il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza intorno alle 11:30 con i mezzi di soccorso già schierati lungo la pista. A bordo viaggiavano 168 passeggeri. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se alcune persone hanno accusato lievi sintomi da inalazione di fumo e sono state assistite per questo dal personale sanitario. Sono in corso le verifiche tecniche sull'aeromobile per accertare l'origine del problema. Nel frattempo, tra il pomeriggio e la serata, è previsto il reimbarco dei viaggiatori su più voli diretti a Parigi, in attesa delle indicazioni della compagnia aerea per il proseguimento verso la destinazione finale di Beirut.